la ricetta del pane cunzato. Allora, questa ricetta pensa al pane siciliano. Andiamo a vedere come realizzarlo. Farina di semola di grano rimacinata, 200 g di farina di semola di grano rimacinata e mettiamo anche un po' di farina bianca, proprio giusto un cucchiaio, lievito, sale. Mescoliamo tutto. Il lievito che sto usando io in questo caso è quello liofilizzato, solo 3-4 grammi. Se usate il lievito di birra, lo stesso. Una volta impastato così in modo molto semplice, una realizzazione per fare soltanto 3 muffolette, 3 panini di media dimensione. Andiamo a impastare bene e aggiungiamo anche l'olio. È davvero semplice realizzare questa ricetta e davvero provatela anche voi. Raccogliamo tutta la farina, l'impasto rimarrà morbido, seguite la ricetta che trovate nei commenti. Seguite Andros, il cibo mi insegue e così lo impastiamo per 5-6 minuti. Vedete? Molto semplice. A questo punto, se riconoscete, aggiungiamo un po' di farina di semola rimacinata di grano duro. Questo pane avrà un buon profumo, questo pane avrà anche una bella consistenza e mettiamo anche un po' di olio qui nel tagliere, proprio per evitare che poi durante il momento che va a lievitare si possa attaccare. Dopo 2 ore vedete la realizzazione. Quindi in una prima fase l'abbiamo fatto lievitare 2 ore, adesso lo riprendiamo e gli diamo di nuovo forma, gli diamo un po' di forza in modo che andiamo a sviluppare ancora meglio il glutine. E a questo punto dobbiamo realizzare un impasto che sia molto morbido e molto fine, molto liscio, e così lo dividiamo in 3. Potremmo anche farlo direttamente così, un filone grande, potremmo fare anche una vastedda, ma noi vogliamo fare 3 panini, 3 appunto così, vedete, molto semplice. Lo tagliamo senza a questo punto senza più tanto lavorarlo. Considerate che io l'ho messo in una teglia che andrà in un forno piccolino, un forno elettrico. Quindi la prima fase l'abbiamo impastato, l'abbiamo fatto lievitare 2 ore e adesso dobbiamo ancora aspettare. E questo è il momento che ancora la lievitazione dovrà di nuovo ripartire e sarà ancora più importante. Ed ecco qui 1, 2, 3 e dovremo vedere come è arrivata la lievitazione. Voilà! Ecco qui, vedete quanto sono cresciuti. Adesso c'è un altro trucco per fare la crosta. Mettiamo l'olio e mettiamo anche leggermente qualche, così vedete, quindi un cucchiaio d'olio, 2 cucchiai di acqua. Andiamo a spennellare di sopra. Questo è il metodo che ho imparato io, ecco, vedendo come si realizzano i panini, quindi questi panini profumati ancora di più perché avranno anche l'olio di sopra, saranno ben colorati. E andiamo a fare un altro passaggio, spolveriamo della farina, in questo caso io vi consiglio di mettere farina bianca, farina 00, e quindi li lasciamo ancora quasi in lievitazione, quindi ancora dopo averli formati è passato circa un'ora e mezza. Vedete quanto sono belli. Facciamo il taglio, così andrà a togliere tutto quello che c'è dentro, l'umidità, e andrà a cuocere anche meglio questo pane siciliano unico, questi pagnottine, ecco, magari li chiamo pagnottine, ancora non so neanche come intitolare il video. Tu come lo chiameresti? Allora, 220 gradi a 20 minuti e adesso siamo pronti, perché una volta sfornato cosa si fa? Queste pagnotte di semola di grano duro sono pronte. All'interno, quando le andate così a toccare, dovete sentire un rumore di vuoto. E quindi si va a cunzare un pane, cunzammolo, ed è molto semplice. Si prende quindi il pane, si taglia e ovviamente ci vuole del bel olio evo, olio fresco, origano. Poi c'è chi mette anche il caciocavallo fresco, chi mette anche la sarduzza o il peperoncino. Quindi l'abbiamo condito, l'abbiamo fatto, ecco, c'è un profumo unico, dovrà essere servito appena sfornato
E adesso mi dispiace per voi, ma mi tocca assaggiarlo e andiamo a vedere come assaggiarlo. Si chiude, si taglia a metà e questo è pane punzato, un pane semplice, potete realizzarlo anche voi in una serata tranquilla, in famiglia. Ed ecco qua, lo assaggio, è buonissimo! Seguite la ricetta, fatemi sapere come vi è venuto. Buonissimo, buonissimo, buonissimo.